Allora, professoressa, Buongiorno. buongiorno, ci dica che cosa sta facendo qua a Pola. Allora, io sto svolgendo, purtroppo domani tornerò a casa, un'esperienza di job shadowing grazie al cofinanziamento ricevuto dalla mia scuola nell'ambito del programma Erasmus+. E sono qui da 2 settimane e quindi ho potuto osservare, intervistare, muovermi nei vari organismi sia scolastici che della comunità italiana di Pola. Devo dire che è un bilancio molto soddisfacente perché ho visto, incontrato persone veramente carine e disponibili e speriamo con la preside Radolovic nei prossimi anni di poter programmare sia degli scambi con gli studenti che potrebbero venire nelle nostre famiglie e i nostri studenti potrebbero andare nelle famiglie di Pola, ma anche nello staff, perché come appunto dicevamo con alcuni colleghi, questo confronto tra modi di lavorare tra colleghi di paesi diversi, quindi che fanno riferimento a sistemi scolastici differenti, è molto utile per Mhm. acquisire buone pratiche e per riflettere anche sulla validità o sulle cose magari un pochino da aggiustare del proprio sistema scolastico. Lei è già stata qua a Pola? Siamo state io e la mia dirigente in novembre, 5 giorni ospiti sempre qui della scuola media superiore, Dante Alighieri, per programmare tutte le attività che sarei andata a svolgere in questi 15 giorni. Mhm. Ho avuto l'occasione anche di andare a Fiume, quindi sono stata 2 giorni a Fiume, ospite dell'Agenzia della Formazione e dell'Istruzione. Infatti voglio ringraziare la professoressa Pitacco che è stata veramente gentilissima e mi ha dedicato un'intera giornata. E poi sono andata anche alla scuola media superiore di Fiume, al liceo di Fiume, che Mhm. ringrazio ovviamente. Lei insegna a Pomezia? Io insegno a Pomezia, è un comune della città metropolitana di Roma, 20 km da Roma più o meno, una città di 60.000 abitanti. Il nostro liceo è un liceo scientifico, ma anche una sezione di internazionale, poi c'è l'opzione Cambridge e 2 sezioni di liceo classico. E io insegno italiano e latino, storia e geografia nel biennio e italiano come lingua seconda ai ragazzi stranieri che si iscrivono da noi. Noi abbiamo appurato che lei è anche una scrittrice. Sì, grazie. Sì, ho scritto un romanzo che è uscito nel 2018 e poi è stato ristampato nel 2021, un romanzo per ragazzi, Avventure di Zampino Gatto Metropolitano, e mi preme dire che sono impegnata in un progetto di ampio respiro con una collega di scienze e stiamo scrivendo una serie di libri dedicati alle regioni dell'Italia in cui mettiamo in evidenza la paleoantropologia, quindi sono dei libri sull'evoluzione umana e non solo, in cui la collega si occupa della parte scientifica e io invece mi occupo di romanzare tutto per renderlo più accattivante e più facilmente fruibile, perché la scienza è sempre un po' uno scoglio che alcuni pensano che sia difficile da affrontare. In realtà, con le dovute accortezze, invece è un'avventura bellissima. Come le sembra Pola? Molto carina, ho potuto girare parecchio perché alcune colleghe mi hanno accompagnata a Premantura, mi hanno accompagnata a Perudela, sul lungomare, insomma ho fatto dei giri molto interessanti e la costa è veramente bella. E spero insomma che non sia nei prossimi anni non venga cementificata troppo, perché penso che sia proprio questa costa così particolare la specificità di questa regione, insomma. Grazie. Grazie a voi.